Professore Vasta, la sua oggi è stata una presenza particolarmente gradita ed importante nell'ambito di un contesto che mette al centro la salute in un momento in cui storicamente ci sono grossissime difficoltà. Quale sarà il ruolo della rete civica della salute? La rete nasce come l'offerta di un'opportunità al sentimento civico da promuovere perché il cittadino sia da suddito protagonista ed eserciti le possibilità e le opportunità che la Carta Costituzionale gli consente, e cioè nell'interesse generale, nella tutela del bene comune. La salute è un bene comune, può in alleanza sussidiare le istituzioni pubbliche perché si perseguono gli obiettivi di miglioramento, specialmente in una temperie in cui il rischio della involuzione del sistema sanitario nazionale, universale, equo e inclusivo come l'abbiamo conosciuto finora, può indietreggiare. Occorre allora valorizzare le opportunità che il PNR consente nella misura della salute, perché convergendo insieme i cittadini possano aiutare le istituzioni a far sì di raggiungere gli obiettivi di sviluppo della medicina di prossimità, del territorio, per riequilibrare i bisogni e rifunzionalizzare le risorse umane. Voi avete raccolto attorno a un tavolo ordini professionali, associazionismo, questo rientra nell'ambito anche di avere una pluralità di contributi, di idee e anche di raccolta di dati. Sì, l'iniziativa del coordinatore regionale di Agrigento, l'architetto Lobrutto, molto impegnato e generosamente attivo, è quello di mettere insieme le professionalità che da un richiamo di civismo individuale possono sommare le competenze per poter far sì che nella nuova visione One Health della tutela della salute, cioè l'interconnessione dell'ambiente, del mondo animale, vegetale e quello umano, possa esserci un'attuazione progressiva della visione olistica della persona nei suoi bisogni complessivi.